Ciao, siamo la rete degli studenti medi del Veneto. Siamo studenti. Siamo studentesse. Non siamo burattini. State ancora giocando sulla nostra istruzione e sul nostro futuro. Un video e poi il flash mob davanti al liceo Quadri di Vicenza. La rete studenti medi fa sentire la sua voce anche in città. Nella giornata in cui si sarebbe dovuto tornare in classe e che loro, gli studenti delle scuole superiori del Veneto, hanno visto slittare a febbraio, hanno manifestato il loro dissenso chiedendo alle istituzioni di essere ascoltati e tornando a chiedere un piano. Ma chiediamo soprattutto di essere ascoltati, perché alla fine quelli che viviamo la scuola, che rischiamo di contagiare, siamo noi e i nostri genitori. La richiesta che facciamo alla Regione come rete degli studenti medi è quella di creare un piano per il rientro che parta dai trasporti fino agli spazi e un piano per i tamponi. Siamo una regione che ha dei tassi di contagio veramente altissimi e siamo perfettamente consapevoli di questo. Ciò non toglie che creare un piano per il rientro è una cosa che bisogna fare da mesi ormai, è quasi un anno che siamo in didattica a distanza. L'assenza di un piano trasporti sembra essere il tema dominante, ma non è così, fanno sapere dalla Regione. Il piano c'è e considera tre ipotesi: il trasporto con didattica al 100% in presenza, all'80% e al 50%. Ricorrendo a contratti con operatori commerciali privati, SVT è in grado di mettere in campo 298 autobus in più se si tornasse totalmente in presenza, 207 se all'80% e 111 bus in più se al 50%. Il tutto calcolato su una popolazione studentesca totale di 41.275 alunni, di cui si stima che gli utilizzatori del trasporto pubblico locale siano 28.235, pari al 68,41%.